Buongiorno, oggi andremo a preparare delle morbidelle di coniglio e affiancheremo della purea di patate fatte alla maniera storica. È un piatto delle polpette morbide della tradizione rurale. Gli ingredienti saranno del macinato di coniglio con l'aggiunta di pane ammollato nel latte, della ricotta, fatte le polpettine e assieme ci metteremo tutti quei sapori dell'orto in modo da creare un piatto interessante. La prima cosa che andremo a fare sarà da mettere a cuocere le patate per farle lessate con la buccia senza sale. Abbiamo messo a sciogliere un pezzettino di burro con un pochino d'olio e aggiungiamo una parte di carne di macinato di coniglio. Andremo a insaporire con sale. Io uso il sale di mare perché è più consono e lo sfumeremo tra un po' con un po' di vino bianco. Questa preparazione poi la andremo a passare nel mixer per rendere più omogeneo. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Questa preparazione la facciamo asciugare bene in modo che non ci rimanga umidità. Bene, abbiamo praticamente fatto asciugare molto bene il tutto e andremo a preparare la nostra preparazione di base, cioè la farcitura. A questo punto aggiungeremo la carne di coniglio cruda. Lo ammolliamo nel latte. Aggiungeremo un po' di formaggio grattugiato. Aggiungeremo della ricotta. Un uovo. Un po' di pane grattugiato, sale, abbiamo fatto assorbire bene il latte e andiamo a strizzarlo. Aggiungeremo anche questo in questa preparazione. A questo punto facciamo ruotare tutto. Bene, a questo punto noi abbiamo preparato la massa. Mettiamo un po' di farina in un piatto. Andiamo a mettere un goccino d'olio in una scodella. E andiamo a fare delle polpette. Adesso gli diamo questa forma e dopo ritorniamo a ripassare nella mano in modo da avere questo un lavoro per avere le porzionature tutte uguali. A questo punto noi inizieremo a fare le nostre morbidelle. Sono un po' come le polpette che faceva la nostra nonna, per le persone che dobbiamo trasformare. Tutto questo prodotto qui andrà in un omogeneizzatore in modo da rendere la massa completamente morbida e liscia. L'ultimo lavoro sarà quello di preparare mazzetti guarniti, quindi un po' di rosmarino. Questo lo reghiamo con lo spago. Possiamo anche tritare, però a qualcuno piace, altrimenti è meglio fare un lavoro questo genere. Così noi gli diamo il profumo e non lo vediamo nella preparazione. Adesso andremo a vedere se le nostre patate sono cotte. Andiamo a mettere un po' di burro,
un po' di olio. Adesso andiamo a preparare la cottura delle polpette, le nostre morbidelle. Facciamo sciogliere il nostro burro. Le nostre morbidelle le abbiamo passate un po' nella farina. Adesso andiamo a appoggiarle dentro nel nostro base di cottura. Dovranno cuocersi da una parte e dall'altra. Eccoci qua. E aggiungeremo il nostro mazzetto guarnito, che ci darà il profumo tutta la cottura. Adesso andiamo a girarle in modo da cuocere anche dall'altra parte. La cottura deve essere morbida. Adesso siamo praticamente al momento che dobbiamo sfumare. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale. E andremo a coprire con la fiamma bassa il più possibile. Quindi questo andrà a cuocere ancora un quarto d'ora. In una casseruola calda aggiungeremo un pezzettino di burro. Bene, a questo punto andremo a schiacciare le patate. Prima le sbucciamo e andiamo a schiacciare. Allora mescoliamo, tutto deve essere ben caldo, aggiungiamo un po' di formaggio grattugiato. Adesso andiamo ad incorporare il latte caldo. Adesso ne abbiamo pronto il purè di patate. Adesso andiamo a preparare il nostro piatto in 3 momenti. Il primo sarà quello della convivialità di famiglia, con il piatto completo, con il suo contorno di purè di patate. Poi una parte sarà tagliata a coltello a dadolini molto piccoli e la terza parte sarà passato all'omogenizzatore per rendere la preparazione cremosa e fluida. Adesso mettiamo le patate dentro il sac à poche. Andremo a preparare un po' di guarnizione per il nostro piatto. Il sughetto. Andremo a mettere un rametto di rosmarino che si sposa molto bene con il coniglio. Ecco qua il nostro piatto. Aggiungeremo un po' di brodo vegetale su una dadolata fatta in modo da rendere questa preparazione già pronta per le persone che possono masticare. Mettiamo anello. Omogeneizziamo tutto quanto bene in modo da rendere una preparazione fluida e semiliquida, però di una cremosità particolare. Aggiungeremo appena un po' di brodo per renderla cremosa, un po' di brodo vegetale.